Buongiorno, ben trovati in diretta. Come ogni martedì il nostro approfondimento dedicato ai temi della salute insieme agli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Quest'oggi parliamo di infezioni virali respiratorie e quindi quali strumenti abbiamo a disposizione per difenderci. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti. In studio con me ho il piacere di ospitare il dottor Erminio Bonsembiante, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il SISP dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno, ben trovato dottore. Do il benvenuto anche al dottor Simone Zevrain, responsabile dell'unità operativa semplice prevenzione malattie infettive del SISP, sempre ULSS 2. Buongiorno e ben trovato. Ricordo ai nostri telespettatori da casa, siamo in diretta, aspettiamo le vostre telefonate, qualche curiosità da porre, qualche domanda da chiedere ai nostri dottori in studio. 0422 1628 332. Parto da lei, dottor Zevrain. Allora parliamo di infezioni virali respiratorie. Che cosa sono? Facciamo il quadro della situazione. Sì, allora diciamo che sono infezioni che, come dice il nome stesso, hanno l'apparato respiratorio come principale o esclusivo bersaglio e rappresentano un importante problema di sanità pubblica proprio perché anche quando decorrono normalmente sono comunque causa di assenteismo in ambito lavorativo e scolastico e nei soggetti, soprattutto nei soggetti fragili, quindi soggetti anziani o soggetti che hanno patologie croniche, possono provocare delle forme che si dicono complicate, nel senso che per esempio l'influenza può complicarsi con una polmonite e quindi richiedere un ricovero ospedaliero. In alcuni casi particolari, appunto i soggetti particolarmente defedati per le condizioni di salute possono essere anche causa di decesso. Quindi anche possono portare delle conseguenze importanti. Molto serie. Senta, in media si possono verificare in una persona quante volte nel corso dell'anno? Allora diciamo che se consideriamo un dato che si riferisce ai paesi occidentali, possiamo dire che in media una persona va incontro a 2,5 episodi di infezione respiratoria nel corso dell'anno. Quindi è un dato che ci fa capire che nessuno è esente dal contrarre queste infezioni. Il raffreddore è forse quella più conosciuta, più diffusa. Quali altre tipologie ci sono, dottore? Allora, ci può essere una banale rinite sostenuta dai rinovirus che peraltro possono essere particolarmente insidiosi nei soggetti per esempio dell'oncoematologia, e altre forme sono quelle che già conosciamo, quindi la faringite, la laringite, la laringotracheite, poi la bronchite che tutti abbiamo bene o male conosciuto nel corso della nostra vita. Talvolta la bronchite può evolvere anche in una polmonite e poi ricordiamo questo quadro particolare che viene chiamato la bronchiolite, che interessa soprattutto i bambini piccoli e che è un tema che è stato dibattuto per decenni proprio perché la bronchiolite è causata dal virus respiratorio sinciziale. Certo, di cui parleremo dopo, anche perché ci sono degli importanti sviluppi e anche il Veneto è tra le prime regioni che ha messo in atto un sistema di prevenzione molto importante, innovativo, che in altri paesi come in Spagna e negli Stati Uniti sta dando anche degli ottimi risultati, ma poi lo approfondiremo. Anche l'otite rientra tra queste? Sì, l'otite e poi direi anche la sinusite, perché la sinusite per esempio è una complicanza non infrequente dell'influenza e sono tutte queste condizioni che richiedono un trattamento antibiotico. Ecco allora che vediamo anche il nesso che c'è tra una infezione di tipo virale e un'infezione batterica secondaria che richiede l'uso degli antibiotici, e sappiamo che questi andrebbero utilizzati il meno possibile proprio per il fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è una sfida importante per la sanità pubblica attuale. Certo. Senta, queste infezioni possono essere causate da virus, allora, da batteri? Principalmente virus, anche ci sono forme batteriche, per esempio lo pneumococco, esiste un vaccino per lo pneumococco che può dare delle forme gravi anche nel soggetto adulto sano e poi soprattutto nei soggetti nell'età senile. Certo. Dottor Bonsembiante, quali sono i virus, se possiamo fare un po' un quadro della situazione, che hanno circolato maggiormente in Italia nella scorsa stagione, quindi nell'autunno-inverno
2023-2024, insomma, che possiamo anche ricordare. Prima di darle spazio, perché la domanda insomma è ampia, la risposta pure, abbiamo subito una telefonata da casa, sentiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sono Mario Labadessa. Buongiorno Mario, prego. Buongiorno, vorrei fare alcune domande ai vostri interlocutori. Prego. Cioè, io ho fatto il vaccino anti-Covid, ho 72 anni, sono un atleta, faccio circa 400 km alla settimana in bicicletta, da 30 anni non ho avuto mai un'influenza. Ho fatto questo vaccino, adesso ho la febbre, da una settimana, tosse, catarro, come mai? Dunque chi vuole rispondere, ricapitolando, insomma, questo signore ha 72 anni, è molto sportivo, è un atleta, ha fatto il vaccino anti-Covid e adesso insomma ha qualche effetto collaterale, potrebbe essere? Allora, diciamo che gli effetti collaterali della vaccinazione anti-influenzale all'anti-Covid, si può avere la febbre, diciamo che dura al massimo 24-48 ore, ma proprio massimo, e comunque è una febbre, diciamo, lieve. Siccome siamo già nella stagione, diciamo, dell'autunno inoltrato, è possibile, diciamo, che la persona che ci ha contattato abbia un'infezione virale intercorrente, nel senso che, diciamo, gli effetti del vaccino non sono tali da giustificare, diciamo, una febbre che si protrae per una settimana. Quindi potrebbe non essere la conseguenza del vaccino? Andrebbe indagato, per esempio aveva già per esempio un'infezione in incubazione, può essere, talvolta succede, quindi consiglierei al signore di fare un tampone per esempio per il Covid e di rivolgersi al curante, perché può essere che abbia un'infezione respiratoria. Voleva aggiungere qualcosa, dottor Bonsembiante? No, si riallaccia alla domanda che mi ha fatto sostanzialmente. Prego. Che virus, che germi hanno girato nel 2023-2024 in questa stagione e quali gireranno nella prossima, perché non ci aspettiamo delle differenze sostanziali tra i germi che giravano l'anno scorso e quelli che gireranno quest'anno. In primis il virus influenzale non è ancora arrivato nella sua piena potenza da noi. Sostanzialmente l'anno scorso è arrivato verso la seconda metà, verso la fine di novembre, mese di dicembre, poi si è prolungata la sua presenza in maniera sostanziale nel mese di gennaio, poi pian piano si è ridotta la presenza del virus influenzale. Il virus del coronavirus, SARS-CoV-2, sempre presente. L'anno scorso ha avuto un aumento di casi nel mese di novembre, ha un po' anticipato il successivo arrivo del virus influenzale. Poi, quando è arrivato il virus influenzale, il virus SARS-CoV-2 ha un po' ridotto la sua presenza. Virus respiratorio sinciziale, importante, poi lo vedremo, per i bambini e per le persone con fragilità, persone anziane, e quando è presente, soprattutto nella stagione invernale, incomincia la sua presenza nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, si prolunga fino a marzo. E poi ci sono tanti altri virus già accennati, il rinovirus, metapneumovirus, l'adenovirus, sono tutti virus che possono interessare le nostre vie respiratorie. Per cui, insomma, la presenza è ampia. Il signore dice: mi sono vaccinato, poi ho avuto degli effetti, diciamo, secondari, potrebbe essersi trattato semplicemente di un'infezione che lui aveva in incubazione, ma determinata da altri agenti concomitante, fatalità, potrei dire, insomma, con la vaccinazione. Certo. Senta, picco dell'influenza che anche quest'anno si prevede già possa arrivare intorno a che periodo? Guardi, allora, i picchi dell'influenza nell'era pre-Covid erano spostati fine dicembre, ma proprio fine dicembre, poi gennaio-febbraio. Con il Covid abbiamo avuto un periodo di benessere per quanto riguarda i casi di influenza, che però si sono ripresentati poi nella stagione 2022 con una certa consistenza. Stagione del 2022 che è iniziata prima rispetto alla stagione dell'anno scorso, del 2023. E già ad ottobre avevamo casi di influenza nel 2022. Poi nel 2023 abbiamo avuto un inizio, come dicevo prima, verso
primi di dicembre, metà dicembre, poi è proseguita. Quest'anno al momento abbiamo qualche caso rilevato, però non siamo in presenza di casistica molto importante. Quindi si presume che ritorniamo verso le epidemie del pre-Covid, quindi verso fine dicembre, gennaio, febbraio. È comunque partita nell'ambito dell'ULSS 2 la campagna vaccinale, c'è stato un Open Day lo scorso 26 di ottobre, domenica scorsa, un paio di giorni fa, si ripeterà, poi daremo anche tutte le informazioni per chi volesse aderire alla campagna anti-influenzale. Lei ha nominato il virus respiratorio sinciziale, che cos'è, dottore? Ma è un virus che è sempre esistito, che colpisce soprattutto i bambini molto piccoli, neonati, soprattutto nel primo anno di vita. Ecco, lo possiamo vedere anche con l'aiuto di questa immagine che ci riassume proprio chi infetta e lo leggiamo molto chiaramente, tutte le età. Esatto, tutte le età, però la casistica più grave ce l'hanno i bambini piccoli, quelli che hanno meno difese, i bambini dell'anno, ma soprattutto quelli nati negli ultimi 6 mesi. E con che manifestazioni? In genere potrebbe essere un'infezione banale, però il problema è che può dare un interessamento dei piccoli bronchi, quindi dare una bronchiolite oppure complicarsi con una polmonite e quindi mettere a rischio, veramente mettere a rischio la vita del bambino, del neonato. E poi può interessare le età, tutte le età della vita, ma le età in cui la fragilità è maggiore, quindi le età più avanzate. È chiaro che alcuni soggetti o soggetti affetti da broncopneumopatie, soggetti affetti da problematiche renali, soggetti diabetici, i cardiopatici sono più a rischio di complicanze da questo virus. E leggiamo, insomma, possono essere questo tipo di infezioni di gravità da lieve a moderata fino a severa, fino a mettere addirittura in pericolo la vita, ma quanto è diffuso questo virus, dottore? È molto diffuso, interessa buona parte della nostra popolazione e soprattutto, come dicevo, i bambinetti piccoli. Abbiamo dei sistemi per prevenire le sue manifestazioni. La Regione Veneto quest'anno offre un farmaco che è un monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale a tutti i nati nel 2024 e ai nati nei primi 3 mesi del 2025. Chiaramente la patologia interessa soprattutto i nati da meno di 6 mesi, quindi ci concentreremo soprattutto nell'offerta nei nati negli ultimi 6 mesi sostanzialmente e poi proseguirà per i prossimi nati e i nati nei primi 3 mesi del 2025. Su base volontaria? L'offerta è gratuita, l'offerta sarà offerta nei punti nascita, quindi in ospedale, entro 48-72 ore dalla nascita. Se non accettano in ospedale possono assumere il farmaco dal proprio pediatra di libera scelta che li contatterà anche attraverso il nostro aiuto, insomma, in cui noi invieremo una lettera a tutti i genitori che hanno bambini di 1 anno di età in cui inviteremo a rivolgersi al proprio pediatra per avere la somministrazione del farmaco. Ecco, mi piace ricordare che il Veneto è tra le prime regioni ad avviare questo progetto di prevenzione che appunto coinvolge le strutture, gli ospedali, i pediatri del territorio. In altri paesi come in Spagna e negli Stati Uniti questa campagna è iniziata lo scorso anno e è già stata riscontrata anche un'ottima performance con riduzione dei ricoveri importanti. Sono riusciti a ridurre l'efficacia del farmaco del 80-90% nella riduzione delle forme gravi di malattia, per cui è estremamente importante. E in Spagna hanno avuto una drastica riduzione degli accessi sia in pronto soccorso ma anche dei ricoveri e dei ricoveri in rianimazione, perché questo rischia di essere la fine. E questo si vuole evitare. Dottor Zebrain, è una innovazione molto importante, cioè lo sviluppo di un anticorpo monoclonale che va a prevenire insomma, complicanze da questo virus, è corretto?
Sì, diciamo che noi eravamo abituati a un calendario vaccinale in cui c'era il vaccino classico che induce la produzione di anticorpi. In questo caso c'è un anticorpo monoclonale che è in grado di inattivare il virus e quindi riduce praticamente il numero di infezioni da virus respiratorio sinciziale. È chiaro che è una svolta anche nella medicina e nella prevenzione e probabilmente traccia un po' un percorso verso il futuro, quindi direi sì che è proprio un nuovo approccio. Anche se la somministrazione è come se fosse un vaccino, perché questo anticorpo viene iniettato per via intramuscolare come avviene per gli altri vaccini, la maggior parte dei vaccini, perché alcuni vengono somministrati per via sottocutanea. Quindi sì, è una nuova frontiera raggiunta. Una nuova frontiera. Sì. Perché, dottor Bonsembiante, come si diffonde questo virus? Come si trasmette? Attraverso l'apparato respiratorio, quindi attraverso le goccioline che noi emettiamo parlando. Io magari parlo ad alta voce, quindi ne emetto più del dottor Zevrain che parla con voce più bassa, tossendo, starnutendo, cantando, quindi vivendo in comunità. E poi un'altra forma di trasmissione importante, queste goccioline che vengono emesse nell'aria cadono nelle superfici, e le superfici vengono toccate, quindi con le mani noi tocchiamo e poi ci portiamo le mani nelle mucose delle vie respiratorie oppure mucose dell'occhio e il virus può penetrare. Queste sono le modalità classiche di penetrazione di un virus nel nostro organismo e sono purtroppo il Covid dovrebbe aver insegnato molto. Forse non abbastanza. Non abbastanza, cioè il Covid dovrebbe aver insegnato, tutti i giorni guardavo i manifesti appesi nei nostri ambulatori. Non so se tutto quello che c'era scritto è stato immagazzinato nella nostra testa e messo in pratica adesso che il Covid sta un po' diminuendo, speriamo che se ne vada, però ancora non se n'è andato, ma dovremmo mettere in pratica, per proteggerci dai virus respiratori, le misure che abbiamo messo in atto per il Covid. Ci siamo un po' dimenticati di quello che abbiamo vissuto forse, che è anche giusto lasciarsi alle spalle, insomma, quel periodo così complesso, così difficile per tutti noi, per tutta la comunità, però forse non c'è rimasto quelle che sono le importantissime norme di prevenzione, sono pochi punti che poi vedremo e ricorderemo insieme, ma che forse non ci sono entrati in testa, dottore. No, non ci sono entrati in testa, fanno fatica a entrare in testa. Se ricordi che la spagnola, che ha provocato dai 50 ai 100 milioni di morti, l'anno nel 1918, nel 2018 c'è stato il centenario. Nessuno se ne è ricordato. Nessun articolo di giornale prendeva in esame questo problema. Eppure è stata una pandemia terribile, terribile. Il Covid ci è andato vicino. Il Covid si è presentato in condizioni mondiali molto migliori rispetto alla pandemia da influenza H1N1 del 1917, 1918, 19, però se ne sono dimenticati. E questo insomma è sicuramente significativo. Tornando al nostro virus respiratorio sinciziale che si abbrevia con la sigla VRS, che sintomi dà? Come si manifesta, dottore? I sintomi sono quelli dell'interessamento delle vie respiratorie, quindi possiamo andare nelle fasce di età meno problematiche, quindi nel ragazzo, nell'adulto, nel giovane adulto, nella persona sana, si manifesta come una banale infezione delle vie respiratorie, quindi una sindrome che si chiama ILI, cioè sindrome simili-influenzale, in cui i sintomi sono sempre più o meno gli stessi: febbre, malessere, inappetenza, quindi insomma la persona sta male sostanzialmente e in genere si manifesta così, solo che però nelle persone più fragili, bambini piccoli, molto piccoli, persone anziane o con fragilità per malattie croniche, può manifestarsi con interessamento delle piccole vie respiratorie e la polmonite. Ecco, il rischio di questa infezione grave dipende da più fattori, abbiamo detto l'età,
insomma inferiore a un anno, soprattutto inferiore anche ai 6 mesi, e nelle persone anziane con patologie concomitanti. C'è una sorta di stagionalità anche nello sviluppo, tra i fattori che possono portare allo sviluppo di questo virus? Sicuramente è un virus stagionale e rientra nella sorveglianza epidemiologica e virologica che ogni azienda sanitaria fa e che l'Istituto Superiore di Sanità fa. Perché? Perché vuole misurare la presenza di alcuni virus nelle stagioni influenzali. Poi la sorveglianza dura tutto l'anno, ma si è rilevato che questi virus sono più frequenti nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e poi a marzo man mano si riduce la presenza, poi rimane sempre ma con una frequenza molto bassa. Quindi in primavera e in autunno sostanzialmente più o meno tendono a coincidere? No. L'inverno è la stagione peggiore. Il tardo autunno, l'inverno e l'inizio della primavera. È uno dei fattori, certo. Dottor Zevrain, io insomma penso di interpretare un po' le domande che possono venire da casa. Una persona potrebbe pensare: ma io sono in buona salute, mi devo preoccupare lo stesso di questo virus? Che cosa possiamo rispondere? Rispetto al virus respiratorio sinciziale, sì. Allora diciamo, se è un soggetto sano, adulto, diciamo, non c'è una grossa preoccupazione, perché è come diciamo, acquisire un'influenza. E quindi questo virus è particolarmente, abbiamo detto, rischioso nei bambini, anche nei bambini sani, diciamo, perché talvolta la bronchiolite si può aggravare anche nel bambino piccolo in buone condizioni di salute, quindi nato a termine. L'altra fascia di età a rischio quindi sono i soggetti che hanno nell'età senile sostanzialmente, oppure i soggetti che sono adulti ma sono affetti da importanti patologie croniche, quindi l'insufficienza renale, cardiopatici, gli asmatici in particolare, anche i soggetti che sono affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva, e ovviamente anche i soggetti, diciamo, oncologici, neoplastici, soprattutto se stanno facendo, diciamo, una chemioterapia o dei trattamenti, diciamo, antitumorali. Quindi, diciamo, nell'adulto sano non è fonte di preoccupazione, quindi nelle età estreme della vita, quindi la primissima infanzia, quindi nel neonato e nel lattante, nell'età senile, soprattutto abbiamo detto nei soggetti, diciamo, che sono affetti da patologie croniche o da condizioni di deficit immunitario, che può essere indotto da farmaci oppure legato a una patologia di base, per esempio l'infezione da HIV. Allora, siccome abbiamo capito che insomma possono esserci anche degli effetti a lungo termine, o comunque che può avere una sua pericolosità, abbiamo detto, insomma, un grado di gravità che può essere da lieve a moderata a severa, ecco, il consiglio è quello di avere massima attenzione fin dalla nascita, fin dai primi giorni, mi viene da dire mesi di nascita di un neonato, per prevenire proprio delle patologie che possono avere anche delle conseguenze importanti. Quindi valgono le norme che, come diceva appunto il dottor Bonsembiante, quindi il lavaggio per esempio delle mani va bene anche, diciamo, nel contesto domestico, e se una persona ha dei sintomi, diciamo, respiratori, bene che indossi la mascherina, che stia un po' isolato rispetto agli altri, perché la può contagiare, soprattutto nel bambino piccolo. Ricordiamo poi nel bambino piccolo c'è anche la problematica della pertosse, c'è stato di recente un caso di morte, appunto. E quindi sono tutte patologie che si acquisiscono per via respiratoria, quindi è importante anche l'igiene, diciamo, no, respiratoria, e l'uso anche, per esempio, se l'acqua e sapone, banalmente, quindi un lavaggio che non deve essere affrettato, frettoloso delle mani. Superficiale, non superficiale, quindi che duri alcuni secondi e che tocchi, diciamo, il palmo e anche le varie parti della mano. Ci sono anche i kit a base alcolica se siamo fuori casa, quindi sono molto utili, e poi le norme di distanziamento sociale, mantenere una certa distanza, almeno 1 metro. E queste, diciamo, valgono, e come sottolineava il dottor Bonsembiante, purtroppo c'è stata quasi una rimozione, no? È stato talmente stressante come evento il Covid che le persone tendono un po' a considerare queste norme valessero in quel contesto, ma valgono comunque, diciamo, soprattutto nella stagione invernale, a prescindere, diciamo, dalla pandemia. Certo, ha fatto bene a ricordarlo. Come si cura?
Come si può il più velocemente possibile tornare alla normalità? Si previene. Che è fondamentale. Che è fondamentale. Si cura, se è necessario ci deve essere il ricovero ospedaliero, però non è che ci siano farmaci contro il virus respiratorio sinciziale. Ci sono tutte le terapie di supporto se la persona ha una forma grave. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno a tutti, Luciano. Buongiorno Luciano. Da Desenzano Legata. 2 o 3 piccole domande. Io parli forte che la sentiamo un po' piano, Luciano, grazie. Devo togliere, ho tolto va bene, niente, mi sente? Grazie, la sentiamo, prego, prego. Niente, io ho 78, ho fatto il 10 ottobre, lavoravo in ospedale, mai fatto l'anti-influenzale, non ho fatto il vaccino. E faccio una domanda sola, ma come dottori, come fate a sapere, tra parentesi, di fare adesso anti-influenzale, che non sapete ancora il ceppo, diciamo, non sapete ancora se arriva dalla Cina, dall'Australia? Avete capito la domanda? Chiaro Luciano, adesso la giriamo ai dottori. Vi saluto, grazie per la sua domanda. In realtà viene già stabilito ogni anno qual è il ceppo di virus influenzali che saranno maggiormente probabili che si diffondano. Nel mese di febbraio l'OMS dichiara quali saranno i virus contenuti nel vaccino anti-influenzale. E da lì le ditte partono per la produzione dei vaccini. Chiaro che è un evento probabilistico, però un evento probabilistico che è molto fondato, nel senso che ci sono studiosi che si occupano solo ed esclusivamente di questo per cercare di far combaciare il virus presente nel vaccino con quello che poi girerà nella popolazione, quindi si presta molta attenzione. È chiaro che non sempre è possibile individuare al 100% quello che girerà nella stagione influenzale. Ci sono state delle stagioni in cui l'efficacia del vaccino è stata magari del 40%, altre stagioni in cui l'efficacia del vaccino è stata del 60%, altre stagioni in cui è stata del 70%, in base appunto a come combaciava il virus del vaccino con il virus influenzale. Però questo è il prezzo da pagare alla situazione in cui ci troviamo di fronte, di dover prevedere quale sarà il virus veramente in circolazione. Ho capito bene, intorno a febbraio vengono già individuati i ceppi che potrebbero diffondersi. Si fa riferimento a quanto era girato nella stagione precedente e a quanto sta girando nel mondo in quel periodo. Certo. Senta dottore, come ci si può proteggere, tornando a parlare di infezioni virali respiratorie, come ci si può proteggere? Abbiamo accennato al vaccino, no? Se c'è la possibilità di un vaccino, benissimo, si usa il vaccino, questo è fondamentale. E poi ci sono tutte quelle forme comportamentali, già elencate del mio collega, che sono state enfatizzate nel periodo Covid, ma che sono sempre attuali, quindi lavarsi le mani, se si è ammalati, se si ha un raffreddore. Le vediamo anche, scusi se la interrompo, riassunte in questa slide, sempre bene ricordarle, sono poche ma essenziali. Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie in caso di essere affetti. Cioè, l'uso della mascherina non deve essere un tabù. Io sono entrato una settimana fa in farmacia e c'era una signora che ha tossito durante tutta la permanenza in farmacia. E in farmacia ci vanno molte persone fragili, affette da patologie, per prendere i farmaci, come magari anche il sottoscritto. Quando la signora se ne stava andando, l'ho fermata e gli ho chiesto: ma scusi signora, perché non usa una mascherina quando
sente che ha dei sintomi respiratori e può infettare anche quelli che le sta vicino. E ha alzato le spalle e se n'è andata. Purtroppo ci siamo dimenticati. Magari si è beccato anche una maledizione, dottore. Sì. Beh, sottovoce probabilmente l'ha detto. Però Quindi, insomma, se si è sintomatici, se le si è buone sintomatici, norme. poi attenzione, non avviciniamoci alle persone fragili, ma purtroppo i fragili vivono con noi. Noi abbiamo sicuramente accanto a noi persone in terapia, ad esempio in chemioterapia, che sono fragili con un sistema immunitario compromesso e che non possono permettersi che altri, magari sani, che hanno un'infezione gliela trasmettono. Questo è importantissimo, lavarsi le mani, stare attenti a quando si starnutisce, quando si frequentano luoghi affollati, prendere le dovute precauzioni. Sono tutte cose che dovrebbero essere entrate nel nostro DNA, cioè far parte del nostro materiale genetico. Purtroppo però la manifestazione è scarsa. Ecco, tornando al vaccino, a chi viene offerto in modo prioritario, dottore? Sa che nel mese di aprile-maggio il Ministero emana una circolare ben precisa con le indicazioni sia del virus che sarà presente nel vaccino, ma anche delle categorie per cui la vaccinazione non solo è indicata ma è offerta gratuitamente, e le categorie sono sostanzialmente le stesse per l'influenza e per il Covid, quindi persone che hanno più di 60 anni, persone che sono affette da patologie croniche dell'apparato respiratorio, del cuore, dei reni, diabete, del sistema immunitario, le donne in gravidanza. Certo. Cosa importantissima, le donne in gravidanza in qualsiasi trimestre possono fare la vaccinazione antinfluenzale. Questa protegge se stesse, perché una gravidanza complicata dall'influenza può dare degli esiti infausti per il nascituro, ma può proteggere, se la vaccinazione viene fatta in prossimità del parto, anche il nascituro. Certo. Poi una serie di categorie di lavoratori che per il loro lavoro sono a contatto con animale, quindi si evita prendersi un'influenza animale da un virus animale con un virus umano, dove potrebbe esserci lo scambio di materiale genetico. Chiaro. Regia, fatemi sapere se abbiamo una pausa di pubblicità, intanto sentiamo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, signora Francesca. Buongiorno Francesca, abbiamo capito bene, prego. Sì? Ascolti, io vorrei fargli una domanda al dottore. Come mai dopo che si sono fatti i vaccini, so che è una domanda un po' brutta, tante persone muoiono da infarto che prima non c'era questa cosa? E un'altra cosa, che rischio ha una persona non vaccinata stare assieme a persone, cioè, che sono state vaccinate, perché io ho avuto anche il rischio che non mi volevano perché io non sono vaccinata e non ho mai preso niente. Sono stata assieme anche a cena con persone che hanno avuto il Covid, non l'ho preso. E invece dei miei familiari vaccinati l'hanno preso 3 volte. Vorrei sapere una risposta, perché non so darmi una domanda, sì, non ho 20 anni, neanche 50, sono oltre. Grazie per la sua telefonata. Intendiamo il vaccino per il Covid, sì, chiaramente. Prego. Non è che ci siano molte differenze, insomma. Intanto stare vicino a una persona vaccinata non comporta nessun problema. Perché? Perché non esiste che una persona vaccinata possa trasmettere una malattia per cui ha fatto un vaccino per proteggersi. Non esiste. Come anche è una bufala quella che le persone vaccinate, presumo che intendesse vaccinate per il Covid, muoiono di più per infarto rispetto alle altre. Questa è una grande bufala, come è una bufala che siano aumentate le malattie cardiache nelle persone vaccinate rispetto alle persone non vaccinate. Purtroppo non è vero, mi dispiace. Chiarissimo. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero un paio di minuti, poi torniamo a parlare ancora di vaccinazione, di norme di prevenzione di queste infezioni virali respiratorie e quindi come difendersi. A tra poco.
Infezioni virali respiratorie, ben ritrovati in studio, ancora in diretta, riparto dal dottor Zevrain, abbiamo parlato di vaccinazioni e quindi le chiedo, esiste un tipo unico di vaccinazione che possa andare bene per tutti? Abbiamo detto che insomma il vaccino viene offerto ai soggetti con età superiore ai 60 anni, alle donne incinte, a categorie particolari, ai soggetti fragili, va bene uno per tutti oppure no? Allora, diciamo che nel corso degli anni si è sentita l'esigenza soprattutto di fornire una protezione immunitaria attraverso un vaccino diciamo, cosiddetto potenziato che si riserva diciamo, ai soggetti anziani, perché nei soggetti anziani si era reso evidente che il vaccino diciamo, cosiddetto standard non riusciva ad essere così efficace come nell'adulto oppure nel soggetto sano. Ecco allora che sono stati sviluppati due tipi di vaccino in particolare, quindi uno è un vaccino cosiddetto adiuvato, cioè che è una sostanza che si chiama praticamente squalene, anche il nome diciamo, è MF59, è un'emulsione a olio-acqua e questo a fronte diciamo, di un vaccino che ha lo stesso contenuto di antigene permette di sviluppare una risposta immunitaria più elevata. Quindi questo è il primo vaccino che viene utilizzato nei soggetti anziani. L'altro invece è il vaccino a maggior contenuto antigenico, cioè si usa un quantitativo di antigene che è 4 volte superiore rispetto a quello standard e viene riservato soprattutto diciamo, questo vaccino, il nome commerciale è Fluelda, ai soggetti che sono diciamo, gli ospiti delle case di riposo, delle RSA. Particolarmente fragili. Particolarmente fragili, quindi con un sistema immunitario che per effetto dell'immunosenescenza potrebbe diciamo, lavorare non a livelli ottimali e quindi si è prodotto questo vaccino che aggira il problema di una ridotta risposta immunitaria proprio nell'età senile avanzata. E la cosa diciamo, bella da comunicare è che comunque non è un vaccino più reattogeno degli altri, ha comunque effetti collaterali che sono comparabili a quello del vaccino standard. L'altro vaccino, diciamo, quello che viene utilizzato normalmente nella fascia di età adulta o anche nei bambini, diciamo, è quello inattivato a subunità, che è un vaccino standard. Per i bambini esiste un vaccino diciamo, che può essere insufflato nelle narici, quindi non più uno spray, e che viene riservato ai bambini che hanno un'età tra i 2 e i 6 anni nel Veneto, anche se da scheda tecnica potrebbe essere utilizzato ai soggetti fino ai 18 anni. Per coloro per esempio che hanno un'allergia? Allora, per chi ha un'allergia ricordiamo che l'allergia alle uova rappresenta diciamo, un elemento che va valutato diciamo, dal medico quando raccoglie l'anamnesi. Ricordiamo che però solo l'allergia grave diciamo, è un motivo di non idoneità alla vaccinazione. Ecco allora che è stato prodotto un vaccino che non è coltivato nelle uova embrionate di pollo e che viene riservato proprio ai soggetti che hanno una grave allergia alle uova, perché un'allergia diciamo moderata o lieve, per quei soggetti può essere utilizzato comunque il vaccino standard. Non preclude insomma la vaccinazione per queste persone? Perché non si ha una reazione allergica grave. Certo. Dottor Bonsembiante, quindi come aderire alla vaccinazione? Cosa devono fare le persone? Dove si possono vaccinare? E con l'aiuto di queste slide vediamo anche un riassunto in modo tale da far capire a chi ci guarda da casa come muoversi. Il 7 di ottobre è iniziata la campagna anti-influenzale. Con l'anti-influenzale si può anche effettuare la vaccinazione contro il Covid. Il primo operatore, il primo professionista a cui rivolgersi è il medico di medicina generale che conosce i propri pazienti, sa se il proprio paziente rientra nelle categorie di rischio che prevedono la gratuità della vaccinazione, conosce anche se ad esempio una persona è un caregiver, cioè una persona che presta cure ad altre persone, per cui anche per questi è prevista la gratuità. Quindi il primo riferimento è il medico di medicina generale. Poi che offrono la vaccinazione ci sono anche le farmacie nel territorio, molte di queste hanno aderito alla campagna anti-influenzale, l'elenco è disponibile nel portale dell'azienda sanitaria.
se uno entra nel portale dell'azienda sanitaria e va a vedersi vaccinarsi contro l'influenza e contro il Covid, poi si aprono tutte delle altre pagine in cui ci sono tutti i riferimenti, tra cui anche il riferimento delle farmacie. Anche le farmacie possono vaccinare tranquillamente contro l'influenza, ci sono solo alcuni limiti, ad esempio il fatto che non può presentarsi una persona che ha meno di 18 anni di età, oppure una persona che non ha mai fatto nessun vaccino anti-influenzale. Quelle sono persone che non possono essere vaccinate in farmacia, come non può essere vaccinata in farmacia una persona che dichiara di avere delle gravi allergie alle proteine dell'uovo, ad esempio. Abbiamo sentito, certo. Quindi non può, verrà mandata indietro sostanzialmente. Non va bene col medico di medicina generale, non va bene con le farmacie, ci siamo anche noi che siamo operativi nel territorio, sia nel distretto di Treviso, con la Madonnina, le varie sedi periferiche e anche Oderzo, il distretto di Asolo con le sue sedi a Valdobbiadene, Castelfranco, Montebelluna e Asolo, e il distretto di Pieve Soligo con le sue sedi di Conegliano e di Vittorio Veneto. Anche qui una cosa importante da dire è la prenotazione, perché tramite la prenotazione noi possiamo anche stimare il numero di persone che vengono, le risorse che dobbiamo impiegare per queste vaccinazioni e anche per predisporre all'organizzazione per la vaccinazione. Ecco, posso ricordare anche l'evento. Certo. C'è stato un evento molto importante sabato scorso, vi è stato già ricordato, è stato l'Open Day. Open Day che ha avuto un certo successo, siamo riusciti a vaccinare circa 1 migliaio di persone tra adulti, categoria a rischio e bambini. Quindi una grande risposta e adesione. Sì, è stata una bella risposta. Eravamo operativi alla Madonnina a Treviso, quindi a Treviso, poi eravamo presenti a Castelfranco e a Conegliano. Si ripeterà l'evento il 9 di ottobre, quindi noi saremo presenti... Novembre, saremo presenti nel distretto di Treviso, sempre la Madonnina, poi a Conegliano e poi a Montebelluna per il distretto di Asolo. Importante qui, è un Open Day vorrebbe dire aperto a tutti, però per noi è estremamente importante la prenotazione, quindi l'accesso al portale e prenotarsi come per tutte le altre vaccinazioni, perché, come dicevo, questo ci permette di stabilire sia il numero di persone che accedono e sia anche per stabilire le risorse da mettere a disposizione per queste vaccinazioni. Ecco, sapete però che comunque la gratuità è offerta alle persone che rientrano nelle categorie per cui la gratuità è prevista. Certo, che abbiamo elencato. In questa ultima immagine vediamo tutto il territorio e le sedi ambulatoriali in cui si fanno le vaccinazioni all'interno della nostra azienda dell'ULS 2 Marca Trevigiana, certo, con tutte le sedi Conegliano, Oderzo, San Biagio di Callalta, Spresiano, Vittorio Veneto, Preganziol, Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Asolo e Valdobbiadene. Molti si chiedono, dottore, perché bisogna vaccinarsi? Perché mi devo vaccinare contro l'influenza e contro il Covid, se sto bene? Domanda da 100 milioni. Bisogna vaccinarsi per se stessi, cosa importante, per se stessi, soprattutto le persone che sono in condizioni di fragilità. Però non dimentichiamo una cosa, che è importante vaccinarsi anche per gli altri. Noi viviamo, conviviamo con persone che noi non lo sappiamo, ma con persone che sono fragili, ma che non manifestano la loro fragilità. E se le vogliamo proteggere, dobbiamo fare questo atto di responsabilità, vaccinarsi per proteggere anche gli altri. Certo. L'appello è questo, dottor Zevrain, no? Sì, come ha detto il dottor Bonsembiante, appunto questo è un concetto della protezione degli altri, vale sia in ambito domestico, cioè se noi abbiamo in casa un soggetto fragile, potrebbe essere un paziente che è in chemioterapia oppure un soggetto che ha delle patologie croniche, ecco, diciamo che l'indicazione alla vaccinazione aumenta perché dobbiamo proteggere proprio un convivente. Poi questo concetto può essere esteso in maniera più ampia a tutta la società, nel senso che se noi ci vacciniamo, riduciamo la probabilità che una persona fragile si ammali di influenza.
Quindi ecco allora con che anche le conseguenze che abbiamo detto potrebbero verificarsi, sì. certo. Anche perché diciamo se non ci vacciniamo rischiamo di occupare i posti in ospedale e quindi di non rendere disponibili i posti per il ricovero per le persone che davvero ne hanno bisogno. E quindi è come dire forse anche un dovere etico, o comunque qualcosa su cui l'individuo può interrogarsi sull'utilità che non è solo per se stessi, ma anche per gli altri. Ecco. Chiaro, certo. Siamo quasi in chiusura, gli ultimi minuti li vorrei dedicare alla situazione del Covid. Lei ce ne ha parlato, abbiamo parlato anche di vaccinazione anti-Covid. Qual è attualmente la situazione? Perché appunto abbiamo detto ci vogliamo lasciare alle spalle quello che abbiamo passato, certo. Però... Gli anni scorsi, 2020, 2021, 2022, 2023, hanno visto un aumento di decessi nel periodo novembre, dicembre, gennaio. Vuol dire che lì, aumento di decessi rispetto agli anni precedenti, vuol dire che lì girava qualcosa che incideva su questo. Ma non c'è solo l'aumento di decessi, c'è tutto anche il problema degli accessi ai pronti soccorso, quindi il problema di risorse che dobbiamo impiegare e che potremmo impiegare per altre problematiche. Allora, c'è un vaccino a disposizione che è questo contro la variante GN1 che è attivo anche per le varianti che stanno girando attualmente. Vacciniamoci, questo vaccino è a disposizione, la Regione Veneto l'ha già messo a disposizione e noi ce l'abbiamo. Abbiamo il vaccino sia per l'adulto, anziano e sia per il bambino piccolo. Vacciniamoci, vacciniamoci. Riduciamo questo eccesso di malattia che può essere determinata da un virus che può essere prevenuto. Ricordiamo che è possibile fare la vaccinazione anti-influenzale e la vaccinazione per il Covid nello stesso momento. Nessun problema. La vaccinazione anti-influenzale, come del resto tutte le vaccinazioni, possono essere fatte contemporaneamente al vaccino contro il Covid, come può essere fatta anche la stessa vaccinazione anti-influenzale con le altre vaccinazioni. Per il Covid, il vaccino Covid, l'unico vaccino per cui si dice ma dobbiamo aspettare 3 settimane sia prima che dopo è quello contro il monkeypox, però diciamo che non è un vaccino che abitualmente si fa, insomma. Certo. Chi non si è mai vaccinato in precedenza con il Covid? Vi ricordate all'inizio della campagna vaccinale anti-Covid erano previste 3 dosi per coprirsi dalla malattia. Attualmente è indicata una sola vaccinazione. Rimane l'indicazione di 3 dosi per i bambini che fino ai 4 anni di età sostanzialmente. Ricordiamo l'appuntamento dell'Open Day del 9 novembre. 9 di novembre, questa volta l'ho detto giusto, 9 di novembre, 8:30, 13:30, nelle sedi di Treviso, del distretto di Pieve, quindi a Conegliano, distretto di Asolo, quindi a Montebelluna. Prenotatevi, prenotatevi, prenotatevi. Sul sito dell'azienda ospedaliera Sul sito dell'azienda nostra, ULSS 2. Grazie. Chiarissimi, grazie al dottor Erminio Bonsembiante, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il SISP dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottore, grazie anche al dottor Simone Zevrain, responsabile dell'Unità Operativa Semplice Prevenzione Malattie Infettive, sempre SISP, ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie davvero. Grazie a voi da casa di averci seguito, ad Alessandro Granziera e Tommaso Migot in regia. Vi lascio come sempre al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci.